Presentato presso la Sala dei Debuttanti di Palazzo Mazzarino, sede dell'Università Telematica Pegaso a Palermo, l'evento di chiusura promosso dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole con la collaborazione del Centro Studi Virtualmente Onlus del progetto A Scuola con il Sorriso. Tema dell'incontro la dislessia, disturbo specifico dell'apprendimento. Un progetto molto utile ed importante per far conoscere questo disturbo specifico dell'apprendimento, da non marchiare o confondere come malattia. Presenti all'evento Salvatore Leto, presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, Gaetano Rappo, dottore di ricerca in psicologia, psicologo e specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale, Eugenia Mammana, psicologa, Sara Ferina, tecnico dell'apprendimento ed esperta in strategie e tecnologie informatiche in attività scolastiche per bambini e adolescenti con disturbi specifici dell'apprendimento, ed ancora Daniela Lucangeli, professore ordinario di psicologia dello sviluppo presso l'Università di Padova. La dislessia rientra nei vari disturbi del neurosviluppo, è una difficoltà specifica dell'apprendimento. Ecco, io raccomando tanta prudenza a non scambiare ogni difficoltà nell'apprendimento con una patologia. Oggi credo saranno spiegati degli ottimi progetti sul territorio di identificazione di bimbi che hanno bisogno di strategie d'apprendimento adeguate alle loro caratteristiche, e io cercherò di commentarle da un punto di vista di basi scientifiche. Bisogna avere l'idea proprio precisa che la dislessia non è una malattia, ma è una difficoltà dell'apprendimento che può essere corretta. Ci sono i mezzi, ci sono le persone che sono adatte a aiutare i bambini nei casi specifici in cui si manifesta questo difetto. Diciamo subito che l'idea del Rotary è nata da una conversazione con una persona che mi diceva che c'è questo fenomeno da me sconosciuto, al che collegandomi con internet ho cominciato a capire di che cosa si trattava, e allora assieme al Rotary International abbiamo deciso di fare questa iniziativa. Abbiamo avuto i presidi di due scuole, la Giotto e la Gabelli, la quale ci hanno immediatamente supportato nel fare lo screening dei bambini, e abbiamo ottenuto dei risultati che sono eccezionali. La dislessia è una caratteristica. Come funziona il bambino? Il bambino ha delle difficoltà, bisogna capire quali sono le sue difficoltà, quale canale utilizza per apprendere, se è visivo, se è uditivo, eccetera, e quindi lavorare su quello. Non è una patologia, è una caratteristica. Qui faremo una panoramica un po' del progetto che ha fatto il Rotary in collaborazione con noi, quindi siamo partiti dallo screening, abbiamo fatto formazione all'interno delle scuole per una didattica inclusiva, e adesso abbiamo individuato i ragazzini che hanno difficoltà di apprendimento e daremo dei software per far sì che questi bambini possano essere facilitati in qualche modo. Si tratta ovviamente ancora una volta di avere capacità di ascolto e attenzione operativa, che la scuola e con essa anche l'università ovviamente debbono proporre e porre a disposizione di un'utenza che ha le stesse potenzialità e che deve poter avere le medesime opportunità.